Ragazzi, questa frase deve far riflettere chi non si rende conto che sulla strada basta un attimo per provocare una tragedia. Jacqueline, una ragazza come tante, ed ecco come l'ha ridotta un ubriaco al volante che ha investito l'auto su cui viaggiava. Jacqueline Suburido, 20 anni, ha deciso di diventare testimonial contro la guida in stato d'ebbrezza. Questo deve farci riflettere. Ragazzi, sapevate che dall'11 novembre 2010 verrà rilasciato il foglio rosa per potersi esercitare alla guida soltanto dopo aver superato l'esame di teoria. Per il conseguimento della patente diventano obbligatorie le esercitazioni di guida in autostrada e su strade extraurbane ed anche di notte. Chi consegue la patente B dopo il 9 febbraio 2011, per il primo anno da rilascio, non può guidare autoveicoli che hanno una potenza specifica riferita alla tara superiore a 55 kW su tonnellata e comunque, nel caso fossero autovetture, non potranno avere una potenza superiore ai 70 kW. Sarà consentita la guida accompagnata del 17enne munito di patente A1, quindi il minorenne potrà esercitarsi alla guida con a fianco una persona che ha conseguito la patente da almeno 10 anni. Dal 12 ottobre i ciclisti che viaggiano di notte o in galleria devono indossare il gilet riflettente. È diventato anche obbligatorio soccorrere gli animali feriti. È imperativo fermarsi quando un pedone attraversa sulle strisce, non è più sufficiente solamente rallentare. Anche sulle microcar è diventato obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza. Sarà possibile recuperare 5 punti anche partecipando a un corso di guida sicuro avanzato. Obbligo della certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti per il primo rilascio di patente, di qualsiasi tipo. Il personale sanitario delle forze di polizia può prelevare campioni dalla mucosa del cavo orale per accertare l'uso di stupefacenti. Tasso alcolico 0 per i conducenti di età inferiore a 21 anni o per chiunque per i primi 3 anni dal conseguimento della patente B. I minorenni che verranno trovati alla guida con un tasso alcolico superiore a 0 e inferiore a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue potranno conseguire la patente B non a 18 ma a 19 anni. Se invece il tasso alcolico supererà 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, potranno conseguire la patente non a 18 ma a 21. Alcune di queste norme entreranno in vigore nel corso del 2011. Usare l'auto in modo intelligente è figo! E ti permette di divertirti più a lungo. Ci sono 1000 modi intelligenti per divertirsi e stare bene dentro le regole. Sulla strada non comportatevi come se foste immortali. Purtroppo non siamo nulla più di questo, fragili e vulnerabili.